Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Info FVG e ritorniamo a seguire tutti gli appuntamenti del territorio. Partiamo subito con i presepi in Friuli Venezia Giulia. Si chiama Presepi FVG, la tradizione che prende forma e raccoglie anche il Giro Presepi FVG, giunto quest'anno alla 21esima edizione, una mappa georeferenziata con oltre 160 siti censiti in Friuli Venezia Giulia e sono 95 i centri coinvolti tra capoluoghi comunali, frazioni e località. I siti sono abbinati anche a utili indicazioni di quali siano fruibili liberamente anche nelle pubbliche piazze, nelle chiese, nelle mostre, nelle esposizioni. Andiamo subito a scoprire di più su questo appuntamento insieme al presidente del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, Pietro De Marchi, insieme a Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale, Laudegano, presidente della Pro Loco di Cussignacco, e Luciano Nonis della Fondazione Friuli. Quindi siamo vicini all'Umpli, una realtà molto importante che riunisce oltre 240 pro loco del nostro territorio. Questi presepi significa anche promuovere la nostra regione, i nostri territori, far sì che diventino anche un punto di ritrovo, un punto in cui la gente può muoversi per andare a conoscere le ricchezze che troviamo in Friuli Venezia Giulia. 20ª edizione, e tra le novità più importanti ci sono, tra i 160 siti che sono stati censiti dalla nostra struttura Umpli regionale a partire già fin dal mese di agosto, una ventina di questi siti sono stati inseriti nel circuito La Magia del Natale. Invito tutti quanti a visitarci, questa è solo la terza rassegna, però è una rassegna molto significativa. Nel nome delle tradizioni, dell'arte e dell'impegno sociale. Vi lascio il sito dell'Unione Nazionale Pro Loco del Friuli Venezia Giulia per saperne di più e per scoprire la mappa completa e visitare i presepi in Friuli Venezia Giulia. Ma ora ci spostiamo a Gorizia: concerti, laboratori, spettacoli teatrali, conferenze, corsi di formazione, proiezioni cinematografiche e passeggiate culturali. Le 4 stagioni di Go 2025. Saranno circa 1 migliaio gli eventi targati Capitale Europea della Cultura, in programma Nova Gorizia e Gorizia al via l'8 febbraio. Sono stati presentati a Gorizia circa un centinaio. Ne andiamo a parlare insieme al sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, alla presidente del GECT Romina Acocina e il direttore regionale servizi e attività culturali Fabrizio Spadotto. Una bella opportunità oggi per illustrare, seppur davvero in pillole, in estrema sintesi, il programma con la parte nota, perché una parte importante è ancora in lavorazione, perciò non l'abbiamo ancora inserita nel calendario, il programma di quello che sarà la Capitale Europea della Cultura. Ma non scordiamoci che in realtà avremo concerti, mostre, appuntamenti culturali, sportivi, di tutto e di più. Il nostro obiettivo, il nostro proposito era quello di stupirvi con effetti speciali e credetemi, vi stupiremo con effetti speciali. Finalmente riusciamo a presentare il risultato di un lungo lavoro. Nasce da qualche anno la volontà della Regione di cogliere l'occasione di questa importantissima vetrina che è la Capitale Europea della Cultura per presentare le eccellenze culturali di tutta la regione, oltre che ovviamente delle 2 città e in particolare di Gorizia. Oggi ci siamo trovati con quelli che sono i partner principali di questa avventura che è Go 2025. Abbiamo infatti voluto apposta coinvolgere direttamente nel raccontare gli eventi che ci saranno nel corso dell'anno. E anche noi continueremo a raccontarveli qui su Radio.0, aspettando questo 2025 così importante per Gorizia e Nova Gorizia. Chiudiamo a Trieste, inaugurati i mercatini di Natale 2024 e quindi fino al 6 gennaio saranno 70 le casette tra food, degustazioni e proposte artigianali che animeranno il centro città. Ci raccontano di più il vice sindaco di Trieste Serena Tonel, il presidente Antonio Paoletti della Camera di Commercio della Venezia Giulia, insieme all'ambasciatore della Svezia in Italia Jan Björklund. Abbiamo inaugurato ufficialmente l'apertura dei mercatini Natale 2024, una inaugurazione particolare. Il coro di Santa Lucia che è arrivato dalla Svezia ha dato veramente un tocco magico, ci fa entrare nel periodo natalizio e con il presidente Paoletti siamo in piena sintonia nel pianificare il Natale, non solo nel centro cittadino con il mercatino che oggi abbiamo inaugurato, ma con tante iniziative che coinvolgano sempre di più anche le zone periferiche decentrate della città e che andremo poi a presentare nei prossimi giorni.
Un coro veramente appassionante, il coro della Santa Lucia svedese, introdotto dai saluti appunto dell'ambasciatore svedese in Italia. Per il nostro appuntamento di oggi invece con Info FVG è tutto, i prossimi appuntamenti vi aspettano anche sul nostro sito radio.0.it.